la responsabilità oggettiva di un volontariato, di un volontario, dovrebbe essere regolamentata anche questa secondo una norma che oggi purtroppo non c'è. L'8 agosto le 500 pro loco di tutto il Veneto in marcia su Venezia per chiedere al presidente Zaia di farsi promotore di una legge ad hoc che tuteli il mondo del volontariato. Marcia che culminerà con la consegna allo stesso governatore delle oltre 7.000 firme raccolte ad oggi che hanno già siglato il manifesto solidale con cui si chiede la predetta legge. Così, dopo i tragici fatti di Refrontolo di 3 anni fa, con la pro loco di Refrontolo appunto, sulla quale grava una causa di 2,5 milioni di euro, e con il suo presidente Walter Scapol accusato di omicidio colposo plurimo e disastro colposo, e per questo a settembre dovrà comparire davanti al giudice per le indagini preliminari. L'unica responsabilità è quello di aver dato la possibilità a dei privati di svolgere una loro festa sotto un capannone, cosa che avrebbe fatto qualsiasi cittadino italiano. Non esiste oggi una normativa in Italia che regolamenta le manifestazioni temporanee. Noi applichiamo leggi ancora del ventennio che riguardano le grandi manifestazioni, pubblici spettacoli, le discoteche, cose completamente assurde e fuori del tempo. Martedì 8 agosto il corteo partirà dal mattino presto dalla stazione di Venezia. Portiamo queste firme al nostro Presidente della Regione e al Governatore perché si faccia parte diligente e porti la nostra voce al Governo italiano e al Parlamento perché si metta a mano a queste che vuol dire uccidere il volontariato.